Appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo che siamo in rigorosa diretta, sono le 22 per ricordarlo, minuto più, minuto meno, per un orologio che a riflesso non vedo bene. Potete chiamare al 049 80 77753 oppure mandare i messaggi al 345, tra poco vedrete il numero, non lo ricordo a memoria, però arriva, eccolo qui, 3341171. Il sindaco risponderà ovviamente a tutte le domande, chiedo a tutti gentilmente di essere brevi perché ne abbiamo davvero molte, dobbiamo richiamare noi per sicurezza delle telefonate, quindi io cerco di accontentarli tutti questa sera, anzi cerco, è merito del sindaco di accontentarvi tutti, l'importante è che siate brevi. Ne abbiamo già una telefonata in linea, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Buonasera, sono Arianna, pronto? Buonasera. Buonasera, da dove chiama signora Arianna? Chiamo da Granze di Camin. Prego. Prego. Ok, niente, volevo fare una domanda al sindaco, intanto buonasera, sindaco. Da circa un anno e mezzo hanno tolto la corsa dell'autobus numero 15 o il capolinea qui a Granze e i miei figli lo prendono per andare a scuola alle 6:45, hanno tolto la corsa delle 6:45 del sabato, volevo specificare. Per gli studenti di Granze effettivamente è un problema perché è l'unico autobus che c'è. I miei figli, io ho la seconda figlia che quest'anno inizierà il liceo e devono prendere 2 autobus. Diventa un problema perché poi dovrebbero prendere, cioè praticamente hanno la corsa prima che è alle 6:20. Perfetto, signora, lei praticamente chiede, signora Arianna, mi scusi. E hanno tolto quella delle 6:45 degli studenti, che è un'assurdità. Certo, chiede di ripristinare, grande, chiede di ripristinare quel bus a quell'orario lì, mi sembra di capire, giusto signora Arianna? Esatto, perfetto. Esatto. Grazie, sindaco vuole rispondere? No, non posso rispondere, posso prendere nota e dire che mi interfaccerò con Bus Italia per capire se è fattibile. Sono state riviste, le linee sono state riviste prima di Pasqua dell'anno scorso. Può essere che sia ancora qualche problema, penso di dare un'occhiata e verificare. Io ricordo solo che i mezzi pubblici costano tanti soldi, per cui può essere che sia stato ottimizzato, ma se la signora dice che c'erano tanti studenti, mi sembra anche questo verificherà strano. Questo. Verifico volentieri. Allora, verificherà il sindaco per quanto riguarda l'autobus di Granze delle 6 e via al mattino per i figli della signora il numero della signora, risponde ecco, Elisabetta poi raccoglie il numero della signora che eventualmente farà chiamare dagli addetti del comune e cercherà di dare una risposta ovviamente più veritiera possibile. Chiamerà il sindaco direttamente. Allora sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, pronto, buonasera. Con chi parliamo? Sono Alessandro e vivo all'Arcella. Prego Alessandro. Io sono nato qui, vivo qui, ho i miei figli che la frequentano. Tutti parlano male del quartiere, ma il quartiere non è così come viene descritto. I figli giocano a calcio, sono integrati, giocano con tutti i ragazzi di tantissime nazionalità all'Arcella. Il problema è le zone tipo il PAM, o vicino alla stazione, ma soprattutto il PAM, dove ci vuole una presenza più massiccia di forze dell'ordine in collaborazione tra carabinieri, polizia e vigili. So che le leggi fanno poco, ma ci vuole la presenza di queste persone per far rinascere Lei parla di sicurezza praticamente, prego sindaco. Beh, tanto mi fa piacere che riscontri che l'Arcella non è un quartiere così pessimo come si fa dicendo, anzi è un quartiere, è una città, ricordo che ha quasi 40.000 abitanti, per cui è una città, è più grande di Rovigo, ha tutti i servizi, ha il tram, funziona bene. Io penso che in questi 2 anni abbiamo fatto moltissimo per l'Arcella, abbiamo incrementato, stiamo illuminandola a nuovo e fino a novembre sarà tutta LED. Chiede praticamente sicurezza, specialmente nella zona del PAN. La sicurezza, è vero, abbiamo un problema di spacciatori, è verissimo. Con la polizia locale, con i carabinieri, finanza e polizia di Stato, stiamo facendo il massimo, però è vero, sono spacciatori. Lo dico con amarezza, stiamo installando telecamere, a marzo 2020 saranno più di 900 telecamere, stiamo controllando tutto, purtroppo i spacciatori sono perché sono i consumatori. Questa è la drammatica conclusione di questa cosa. Noi stiamo facendo di tutto per far sì
per cui cerchiamo di pulire al massimo, cerchiamo di illuminare al massimo e questo è un grosso deterrente, cerchiamo di animarla al massimo, stiamo facendo tutto quello che è possibile. Siamo un po' inermi, devo ammettere, non solo il sottoscritto, ma tutte le forze dell'ordine, perché ci sono tanti consumatori. Ecco, però vi chiedo se può eventualmente aumentare... Noi abbiamo messo le telecamere proprio vicino al PAM, per avere più controlli. L'ho appena messo un mese fa. Perfetto, telefonata, sentiamola, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Non so se sono io che sono in... È lei che è in linea? Sento molto male. Perché deve abbassare... Devo spegnere il televisore. No, signora, devo spegnere... Deve abbassare il televisore perché altrimenti... Abbassare. Eccomi. Ecco, perché altrimenti se è un ritorno lei ci sente male e noi la sentiamo male. Prego, come si chiama? Ecco, io sono Anacletta Zodio. E da dove chiama? Da Padova. La zona? Sono in centro di Padova. Prego. Buonasera. Buonasera. E seguo abbastanza quando vedo questa trasmissione. Volevo chiedere, io sono un'appassionata degli autobus, di prendere ho un abbonamento da anni con quella che era l'ACAP, diciamo, e adesso mi hanno detto che per avere l'abbonamento, io ho 85 anni, premetto, devo fare la richiesta, vedete che non mi richiamo più, non mi basta il CUD, devo fare un'altra richiesta per avere l'abbonamento gratis, o perlomeno pagare una parte, insomma. È gratis? È gratis, signore. È gratis. È gratis l'abbonamento per lei, eh? È gratis? No, assolutamente. Mi hanno detto che devo portare gli UT, che devo andare a... Oddio, non mi ricordo mai, adesso faccio una figuraccia. Non importa, però le spiego, signora. Il sindaco vuole spiegare. Quanti anni ha lei, signora, mi scusi? Mi hanno detto che devo fare, una volta portavo il CUD e mi bastava, adesso mi hanno detto che devo portare una carta molto più Lise, signora Lise, no, esatto. Hanno sbagliato, le chiedo scusa, adesso mi prendo nota del suo numero di telefono, lo posso passare, hanno sbagliato, non è così. Lei ha diritto all'abbonamento gratis, indipendentemente... No, guardi, a me una felicità enorme questa cosa. Adesso mi faccio dare il numero di telefono e la faccio richiamare. Ecco, dico Elisabetta, se prende nota ovviamente di quello che richiede il sindaco. Grazie signora della telefonata, lei l'abbonamento è gratis e il sindaco si risolverà anche questo suo problema. Tutti gli anziani. Certo, però magari la signora è anziana. Anche lei? Anch'io sì, però siamo così. Difatti anch'io dovrei averlo gratis all'abbonamento, però non vado in autobus. Sentiamo la telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Orlando, chiamo da Ponte di Brenta. Prego. A Ponte di Brenta c'è una villa che si chiama Villa Breda, del senatore Breda, che era una persona illuminata dall'inizio del secolo. Ha fatto l'acquedotto per i padovani dando le bocche d'acqua gratuite ai padovani, un asilo, una casa di riposo. Adesso ho letto sui giornali che il comune finalmente è interessato a salvare in qualche modo questa villa dal fallimento della Fondazione Breda. Che cosa succederà di questa cosa? Intanto grazie se questo accade. Grazie, cosa succederà della Villa Breda? Le chiedo, mi scusi le chiedo davvero, guardi, ci sono molti messaggi, più rapido possibile nelle risposte. Se riesce, ovviamente, prego. Ho avuto modo di parlare con il commissario regionale, tutta la Fondazione Breda all'asta, tanto per essere chiari. L'asta sarà nel 2020, è intenzione dell'amministrazione comunale, se hai visto l'articolo, in qualche maniera deve tornare patrimonio pubblico proprio per il senatore Breda perché ha fatto un lascito alla città, per cui farò il massimo perché non divenga privata, è un bene della città e deve tornare come tale. Per raggiungere questo è una villa spettacolare che ha un parco di 5 ettari stupendo. Sto dialogando con il commissario regionale per avere la gestione, non la proprietà, la gestione della villa già a partire dal 1° gennaio. Non è finito, ma stiamo ragionando assieme. Dopo le vacanze estive ho dato appuntamento già e per trovare il modo di gestirla, perché sono tante associazioni che stanno lavorando all'interno, che le ringrazio. L'idea di far sì, oltre a queste associazioni,
di avere anche aspetti culturali, musicali, di tutti i tipi. È un bene della città che va valorizzato al massimo, per cui c'è un impegno proprio dell'amministrazione comunale a fare sì che ritorni proprietà della città. E quindi subito dopo le vacanze risolveranno questo problema. Messaggi, andiamo a leggerli rapidamente uno alla volta e cerchiamo di rispondere a tutti, anzi cercare il sindaco. Signor sindaco, ma i nigeriani che spacciano notte e giorno indisturbati, fino a quando comanderanno loro in città? Non comandano loro in città. Riprendo il discorso di prima. È vero, ci sono molti spacciatori. Nigeriani o non nigeriani, sono tanti spacciatori perché sono tanti consumatori. E questo, devo dire, è una cosa triste. È una battaglia che sto facendo e devo dire che sono abbastanza inerme. Potrei dire che facciamo cose, potrei raccontare bugie, però mi sto interfacciando con il signor prefetto, con il questore, con il guardia di finanza, con i carabinieri, con tutti. È una battaglia aperta in continuazione. Per dire, oggi o domani apriamo il discorso del parco in città, vicino a Cappella di Scovegni, Giardini pubblici. Giardini dell'Arena. Facciamo attività proprio per togliere i spacciatori dai giardini dell'Arena, che è un bene importantissimo. Poi magari si sposteranno ovviamente si spostano da un'altra parte, facciamo manifestazioni dall'altra parte, si spostano dall'altra parte. Il problema è culturale, purtroppo non cerchiamo assieme all'US di fare anche educazione sulle scuole, di far capire ai ragazzini che è una cosa deleteria, preoccupante, dannosa, drogarsi o assumere sostanze. Messaggio, è stato chiaro. Messaggio, andiamo a leggere un altro, ce ne sono ancora altri 3 per questa round. Quando inizieranno i lavori per la nuova filiale Reloir Marlender ex Foroboario? Tra fine anno e inizio anno prossimo. Andiamo a un altro messaggio. E dureranno circa un anno. Dureranno un anno. Andiamo tra poco, andiamo nell'altro messaggio che arriva, eccolo qui. La zona di Montano, nonostante sia in espansione, è marginata dai servizi, soprattutto dai mezzi di trasporto. Si possono aumentare il numero di corse? Potrei dire sì, vedo in realtà che costano sempre, queste cose costano. Però adesso ha vinto la gara Bus Italia e tra un anno sarà operativa. Nel nuovo piano c'è un'implementazione di corse, un'ottimizzazione, per cui sicuramente sarà rivisto il tutto. Andiamo in maniera migliorativa. Certo, andiamo nel messaggio, ovviamente l'altro messaggio. Buonasera, una domanda. Perché io che devo scaricare in centro non ci riesco e mi devo preoccupare delle multe anche se sosto un minuto e alla sera? Questo molto probabilmente è un negoziante che lavora in centro, presumo di intuire questo messaggio perché non lo decifro bene. Se lo rimettiamo, chiedo a Marco e Nicola Regia, molto probabilmente può essere un commerciante che deve caricare e scaricare, presumo, sindaco, non è molto chiaro, però se lo rimettiamo cerco di decifrarlo meglio. Eccolo qui. Buonasera, una domanda, perché io che devo scaricare, dunque deve portare qualcosa in centro di sicuro, sarà un commerciante, non ci riesco e mi devo preoccupare delle multe anche se sosto un minuto? Presumo vado intuizione. Non so, faccio fatica a rispondere, nel senso scaricare in centro non so se sia un trasportatore o un negoziante, primo. A fine anno noi installeremo le telecamere di nuova generazione, qui potremo dare i tempi esatti sia di entrata che di uscita. Se questo è il problema, per cui saranno anche permessi per entrare e uscire velocemente. Quindi sarà un lavoro. Se questo è il problema, però non lo so. Però di solito non ci sono questi problemi. Può essere, la sera non so che ora vuol dire la sera, non è chiaro. Un po' più precisi. Non è chiaro. Ci sono altri messaggi, altre telefonate, chiedo a Elisabetta in modo tale che eventualmente, perché ho una sfilza di domande da fare al sindaco, però ovviamente la priorità e la precedenza ce l'hanno le telefonate. Finché arrivano le telefonate, però vedo che il tema più importante ovviamente è la viabilità e i mezzi di trasporto, la sicurezza, quindi io volevo parlare della fiera perché la fiera oggi ha raggiunto una cosa molto importante, è stata una delibera, vuole raccontarcela lei, sindaco? Lunedì andrà in consiglio comunale e metteremo la parola alla fine alla telenovela Fiera, diventa proprietà pubblica con un nuovo assetto dirigenziale. Ci sarà un aggiornamento del business plan, giusto? Ovviamente c'era un aggiornamento del business plan. Noi pensiamo nel nostro business plan di portarlo a pareggio un leggero utile al terzo anno di gestione.
non è facile, però è un bene della città e come tale è un bene della città, vuol dire che porta un beneficio importante a tutto il territorio comunale. È una delle fiere, mi ricordo, abbiamo fatto quest'anno, abbiamo fatto il centenario della fiera, è una cosa per quanto mi riguarda molto molto importante. Ci stiamo impegnando sia con la Camera di Commercio che con la provincia, per cui è proprietà di soci pubblici, ricordo. Questo è il presidente Santocorno che vedete. Il presidente è sempre Veronesi o no, il direttore, mi scusi? Luca Veronesi. È sempre lui, verrà riconfermato, sarà lui? No, Cioè... appena arrivato. Appena arrivato, sì. Da una settimana e mezza, è nuovo, con una grossa esperienza, siamo molto soddisfatti. È una cosa che secondo noi bisogna fare una fiera diversa. La fiera diversa non è più la fiera come una volta, bisogna cambiare tipologia. Noi puntiamo sull'innovazione, sullo scambio. Mi ricordo che faremo 3.000 posti per ingegneria, in quanto hanno necessità di scuole. Gli ingegneri a Padova sono assunti ancora prima di essere laureati, per cui è una grossa positività per quanto riguarda Padova, l'Università di Padova. Ci ha fatto competence center in modo tale che gli ingegneri, i laureandi, possono interloquire direttamente con le start-up, fare innovazione. In più c'è il centro congressi. Quando sarà terminato il centro congressi? Il prossimo anno, tra un anno sarà operativo. Stiamo già prendendo qualche appuntamento, qualche decisione per qualche congresso, ma stanno già lavorando, c'è già una parte di fiere immobiliari che sta lavorando per congressi, per cui mettendo il centro congressi, hub di innovazione, ingegneria, fiera tradizionale, lo ricordo un'altra volta ancora, perché se non mi ha fatto confusione. Il sedime della fiera non cambia, rimane inalterato. Vengono tolti solo i 1.200 metri quadrati del padiglione 2, dove sorgerà ingegneria, ma tutto il resto resta inalterato, non si tocca perché non vogliamo cambiare la logica della fiera, vogliamo incrementare col centro congressi, con l'hub di innovazione e con ingegneria. Noi siamo convinti che un progetto di 3 anni quindi per avere i primi risultati. In 3 anni noi speriamo di dare break even, ci impegniamo al massimo, ci crediamo, ho la fortuna di avere i soci che credono anche loro in questo, ho la fortuna di avere il nuovo direttore che è molto bravo, in cui contiamo molto. E noi andiamo un po' in pubblicità, così prendiamo un po' di fiato. Tra poco rimanete con noi, prenotatevi per i messaggi o per le telefonate, tra poco.